Raffiche di vento 100 all'ora, piogge grandine a Padova, danni per milioni di euro dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta sulla città nel fine settimana, firmato da Zaia lo stato di crisi. Senza tregua anche la riviera del Brenta e la Marca Trevigiana, allagamenti, alberi contro le auto, danneggiata Villa Pisani sotto accusa la manutenzione della rete di scolo. Ritrovato nel fossato Dogal tra Castelnuovo del Garda e Lazzise il corpo del 17enne olandese scomparso 3 giorni fa dopo aver trascorso la serata ad una festa. Sostanza urticante nell'area del centro commerciale Adriatico di Porto Gruaro, evacuato in centro, hanno dovuto farsi visitare per l'irritazione agli occhi e alle vie respiratorie. Serie di gravi incidenti stradali nel Vicentino, a Poiana Maggiore perde la vita una 46enne veronese uscita di strada con l'auto, fatale lo schianto contro il ponticello in cemento. Blitz antidroga della polizia locale di Treviso tra la stazione dei treni, via Roma e i giardinetti, caccia e pusher davanti agli occhi dei passanti. La Basilica non so cosa sia ma mi piace, il campanile sembra l'attore di Raperonzolo, Serena Williams affida a Instagram le sue impressioni di fronte alle meraviglie di Piazza San Marco e nella città delle polemiche si scatena il finimondo. Buonasera e ben ritrovati, edizione regionale dei notiziari di Antena 3 Nord-Est, lo avete dunque sentito dai titoli, in primo piano ancora il maltempo, sabato pomeriggio una bomba d'acqua e un vento arrivato a soffiare fino a 100 km orari, domenica sera è arrivata anche la grandine, Padova in ginocchio, flagellata per 2 giorni da una violentissima ondata di maltempo, il presidente della regione Luca Zaia ha già firmato lo stato di crisi, sentiamo. Un bilancio pesantissimo per la città flagellata da 2 violentissimi temporali in appena 48 ore, 17:45 di sabato, il cielo di Padova come forse nessuno l'aveva mai visto e sulla città si scatena un vero e proprio inferno, 30 mm d'acqua in poco meno di 20 minuti, raffiche di vento a 100 km orari, il resto è storia. Allagata mezza città, corrente elettrica saltata in vie e quartieri e centinaia di alberi caduti, qui siamo in via Goito nel quartiere della Sacra Famiglia. Almeno un centinaio gli alberi secolari abbattuti dal centro storico alla periferia, ancora chiusi per sicurezza, i parchi Brentelle, Milkovic e Iris. I tecnici del comune debbono fare un sopralluogo accurato, altri alberi potrebbero essere a rischio, danni anche agli edifici storici, infiltrazioni, finestre rotte al Pedrocchi, allagato l'istituto selvatico, danni a Palazzo Zuckerman e al Bo, è entrata acqua anche a Palazzo Moroni e poi abbattuti cartelloni stradali, sottopassi allagati e strade che si trasformano in fiumi. Danni in tutta la città, ma anche nei comuni della cintura, da Noventa, Padovana, Rubano e Selvazzano, danni anche sui colli, almeno 10 milioni di euro secondo prime stime e per fortuna nessun ferito. Domenica mattina il governatore del Veneto Luca Zaia riconosce lo stato di crisi, ma il peggio non è passato. Mancano una manciata di minuti alle 21 di domenica e sulla città, dopo la bufera, arriva anche la grandine. Stavano rifiatando i volontari, anche se l'allerta meteo su Padova è ancora attiva in queste ore. La violentissima grandinata ha trasformato alcune strade in distese di ghiaccio, un lavoro che continua ininterrotto anche in queste ore. 120 gli interventi ancora in coda per i vigili del fuoco che hanno ricevuto il supporto dei colleghi di Belluno, Verona e Venezia. Ingenti dunque i danni, lo avete sentito, per i 2 fortunali che si sono abbattuti a Padova in questo fine settimana. Sentite che cosa ci hanno raccontato i padovani. E ho avuto paura perché anche nel giardino di casa mia ci sono degli alberi piantati nell'800 che era come se fossero in un frullatore. E Tromodari aveva rabattato gli alberi e piante, i fiori, tutto, e alla cantina. E che ne sta diversi danni qua.
E adesso vedete che siamo ancora a Drio a lavare. Padova si risveglia ferita dopo il secondo nubifragio che si è abbattuto sulla città. Molti danni soprattutto agli alberi, il patrimonio verde. Tra gli alberi caduti anche la sofora in piazza Capitaniato. Fanno molta impressione, dico la sincera verità, abitando qua da tanti anni è una cosa che non si è mai vista. Negli occhi dei padovani ancora il terrore per 2 giorni d'inferno. Il terrazzino si è riempito per 20 centimetri di grandine, è stato il finimondo, per mezz'ora finimondo. Un disastro, pioveva tanta acqua, veniva giù tanta acqua, vento tremendo. Questo ramo è caduto in zona Madonna Pellegrina, vicino in via Comino. I residenti cercano di asciugare quello che è rimasto a mollo nei garage. Avevo parecchia roba in garage, computer, varie cose anche elettriche, per cui. Un fortunale che ha colpito tutta la città. Sulla strada dei Colli c'erano 3 alberi giganteschi crollati sulla strada praticamente, in fianco alla strada. E improvvisamente una nube nera che è arrivata e è cominciata a grandinare. È una cosa abbastanza anomala perché la giornata era stata abbastanza tranquilla. La speranza di tutti è che questo tempo dia una tregua. Speriamo che sia finita, però non si sa e a fine che si faccia. Comunque danni ne sta tanti. Il nubifragio che ieri ha colpito anche Treviso, oltre 30 litri di acqua per metro quadro caduti in meno di 2 ore, piogge intense che ha messo in luce una vera e propria emergenza. Tombini, oggi siamo andati a vedere qual è la situazione e quali le soluzioni pensate dalla nuova amministrazione. Sentiamo. Poco meno di 30 litri ogni metro quadrato. È la quantità d'acqua rilevata dall'ARPAV e caduta ieri sera a Treviso nelle 2 ore di temporale intenso che ha investito la città e parte della provincia. Pioggia mista a grandine, preceduta da folate di vento, che hanno provocato lo schianto di alcuni alberi in città e in periferia. E le immagini che si susseguono raccontano da sole sia l'impegno della protezione civile che dei pompieri, ma anche la situazione complessiva del verde a Treviso. Alberi non potati o potati male, con rami ammalorati carichi di fogliame che per effetto vela hanno provocato lo schianto dalla prima folata sostenuta. Fusti dalla chioma importante crollati al suolo perché di fatto senza radici. In prima abbiamo monitorato ovviamente la ghirada che ha tenuto fortunatamente, il sottopasso non si è allagato. Avevamo dei problemi sul sottopasso della chiesa votiva, anche là bisognava intervenire. In via Stretti la strada si è allagata di un 30-40 cm, è una cosa abbastanza conosciuta, anche lì sono interventi un po' difficili per una conca eccetera, ma dovremo anche lì risolvere il problema. E in altre parti della città, ma comunque tutto sommato ieri è andata bene fortunatamente. La fortuna ha voluto che nessuno transitasse lungo il put quando quest'albero alla curva della stazione è caduto in strada, come per queste alberature sul put interno a Fragiocondo. Ma la vera emergenza, secondo l'assessore dei lavori pubblici, è nel sistema di scolo pubblico delle acque piovane. Stamattina proprio per vedere la programmazione sistematica della pulizia di tutte le caditoie, che non vuol dire solo la caditoia ma anche il tubo, quindi anche la condotta. E in effetti girando questa mattina la situazione non è per niente incoraggiante. Qui siamo in zona Santabone e i tombini otturati non si contano. Stessa situazione per Monigo e zona Regui, dove le erbacce raccontano di una manutenzione dimenticata da mesi. Ma sono tutte le periferie in emergenza, da Selvana in zona Gescal, fino ad arrivare in viale Montegrappa, dove i tombini otturati arrivano anche davanti alla casa dello sceriffo Gentilini. Metà caditoie sono in appalto alla Contarina, metà ce l'ha il Comune, lo dobbiamo un attimino verificare adesso con la nuova contrattualistica e approfittando del fatto che abbiamo per esempio l'appalto del verde che è in scadenza proprio a metà agosto, rivedere sia per qualità che per prestazioni eccetera molte cose. Ennesimo attacco a Contarina, la sua gestione del verde con Cassugana più che mai convinta di rimettere in gara il settore con regole diverse. Noi vogliamo per esempio che l'erba tipo sui parchi pubblici eccetera abbia un'altezza costante tipo di 10 cm. Poi arrivano tante piogge, sei sfortunato, arriva un momento di siccità, sei fortunato, fai pochi tagli, quindi hai un rischio industriale, però al comune devi dare la qualità.
E continuiamo a parlare del maltempo, ci spostiamo nella riviera del Brenta, danni a Villa Pisani, mentre ad Olo si fa la conta delle ultime settimane. L'aspetto più preoccupante, dichiara il vice sindaco, la paura dei cittadini quando vedono il cielo nero. La riviera del Brenta non ha tregua, il maltempo ha colpito ancora. Sabato sera nel cielo si è visto arrivare da Padova, dove i danni causati sono stati ingenti, un fronte grigio-nero con vento fortissimo e pioggia battente. Dolo, Fiesso, Stra, Vigonovo, Campolongo Maggiore. I danni registrati non sono stati gravi, ma hanno causato molti disagi ai cittadini, che inevitabilmente sono tornati con la mente all'8 luglio di 3 anni fa. Di entità diversa, inferiore rispetto a quella dell'8 luglio scorso, ma che comunque segna un fenomeno, quello di una paura diffusa all'interno della cittadinanza ogni qualvolta vi è un cambiamento climatico. È una costante che va ad impattare soprattutto su quello che è il verde, l'arredo urbano, le opere pubbliche in generale e purtroppo anche qualche caso di abitazione privata. Questa volta il danno più significativo, almeno per quanto riguarda l'aspetto storico, è a Stra. Uno dei danni peggiori provocati dal maltempo del fine settimana lo vedete alle mie spalle. La caduta di un albero ha provocato la rottura di parte del muro di cinta qui a Villa Pisani. Danni anche nel Parco delle Rimembranze e quello accanto alla chiesa di San Pietro, dove 2 alberi di grosse dimensioni sono stati spezzati, rendendo impraticabile l'utilizzo anche delle giostrine per i bambini. Mentre a Dolo si può già fare la conta dei danni delle ultime settimane. Complessivamente dall'8 luglio scorso ad oggi sono circa 60.000 euro solo per il comune di Dolo l'ammontare, la stima legata ai danni, che sono danni arborei, che sono danni dell'arredo urbano, che sono danni anche strutturali su edifici pubblici. Questo è già stata chiesta ed ottenuta da parte della Regione Veneto lo stato di crisi. Lasciamo il maltempo, continuiamo con la cronaca, siamo nel Veronese, è stato ritrovato intorno a mezzogiorno dai Vigili del Fuoco il corpo del 17enne olandese di cui non si avevano più tracce da 3 giorni. L'avvistamento è avvenuto lungo la Gardesana orientale tra i comuni di Castelnuovo del Garda e Lazzise nel fossato Dugal che costeggia la strada. Il corpo è stato recuperato dai sommozzatori. Le ricerche avevano coinvolto 20 Vigili del Fuoco, squadre a terra con l'ausilio di unità cinofile, in acqua con l'imbarcazione e moto d'acqua. A supporto l'elicottero dei Vigili del Fuoco del nucleo regionale, in azione anche varie sezioni della Protezione Civile con 42 volontari di carabinieri. Presente alle operazioni di recupero il console olandese che ha mantenuto sempre i rapporti con la famiglia. Gli investigatori al momento non danno indicazioni sulla morte del giovane, anche se si ipotizza che possa essere stato colto da malore per poi finire in acqua o che sia stato l'urto di un'auto a farlo scivolare. Il corpo è stato portato al Policlinico a disposizione della magistratura. E ancora cronaca, una serie di incidenti gravissimi nel Vicentino, il primo a Poiana Maggiore dove ha perso la vita una donna di 46 anni. Sentiamo. Poiana Maggiore. Potrebbe essere stato un malore a tradire una 46enne residente a Boschi Sant'Anna nel Veronese, facendole perdere il controllo della sua automobile. La donna improvvisamente è uscita fuori strada percorrendo per una trentina di metri il ciglio della carreggiata per poi andare a sbattere contro il cordolo di un ponticello proprio di fronte ad un'abitazione. L'incidente è accaduto alle 13:30 in via Pezzolunghe, praticamente un rettilineo. Dopo la sbandata l'auto è rimasta in bilico tra la carreggiata e il fossato. A chiamare i soccorsi i primi testimoni. Da Noventa è partita l'ambulanza e da Padova si è levato in volo l'elisoccorso, ma la donna è deceduta a causa delle gravi ferite riportate. Sul posto anche la polizia locale del Basso Vicentino ed una squadra dei Vigili del Fuoco di Lonigo. Non hanno ancora un nome, ma sono stati ripresi dalle telecamere del circuito di sorveglianza i responsabili del parapiglia di ieri sera al centro commerciale adriatico di Portogruaro. Sentiamo. Una stupida bravata dalle conseguenze impreviste. Sarebbe questa la causa della diffusione di una sostanza urticante all'interno del centro commerciale adriatico di Portogruaro, che ha portato domenica sera all'evacuazione dell'edificio e alla chiusura anticipata dell'attività.
I carabinieri avrebbero individuato nelle riprese delle telecamere di sorveglianza il momento in cui la sostanza è stata vaporizzata ad opera di un gruppo di giovani armati pare di spray al peperoncino. Uno scherzo tra amici che è diventato emergenza pubblica quando le particelle di gas sono state aspirate dall'impianto di aerazione e poi rimesse in circolo, causando una forte irritazione alle mucose per 5 clienti e sintomi più leggeri su un'altra settantina, tutti immediatamente visitati dal personale del SUEM che ha gestito sul posto un triage sanitario per tutti i presenti. Per nessuno è stato necessario il ricovero. Le operazioni del nucleo biologico-chimico-radiologico dei Vigili del Fuoco sono proseguite fino alle 3 di notte nel centro commerciale temporaneamente sotto sequestro, ora già riaperto al pubblico dopo le rassicuranti analisi dell'ARPAV. I pompieri hanno effettuato una misurazione ambientale dei locali con strumentazione per rilevazione multigas, chimica e radiometrica. Tutte le analisi sono risultate negative. Fondamentale per dare una spiegazione all'accaduto, che sulle prime poteva far temere ragioni più gravi, è stata la verifica degli impianti di condizionamento del centro commerciale, di cui si sospettava un malfunzionamento. L'ipotesi è stata esclusa, contribuendo a mettere i carabinieri sulla giusta pista. Ed ora un blitz antidroga della polizia locale di Treviso tra la stazione dei treni via Roma e i Giardinetti, caccia ai pusher proprio davanti agli occhi dei passanti, un'operazione che si sta svolgendo in questi minuti. Per noi sul posto in diretta abbiamo Lucio Zanatto. Lucio, a te la linea. Sì, buonasera ai telespettatori del telegiornale del Veneto di Antenna 3, sono con il sindaco Mario Conte, siamo diciamo così nell'epicentro dei controlli di oggi pomeriggio, piazza Giustiniani, via Orioli, tra l'altro una delle vie insomma, che conosciamo bene perché è luogo di spaccio, un luogo diciamo così difficile anche per i residenti. Sindaco, intanto il controllo di oggi ha già dato dei risultati. Sì, abbiamo eseguito delle perquisizioni, abbiamo utilizzato la sezione cinofila appunto della Polizia Municipale e i controlli continueranno perché abbiamo dichiarato guerra agli spacciatori, dichiarato guerra al degrado e quindi non abbiamo intenzione di abbassare la guardia, anzi. Qui i cittadini, mentre noi aspettavamo di fare il collegamento, ci hanno detto meno male che siete arrivati perché qui la situazione diventa sempre più difficile. Sì, è una situazione che ci è stata segnalata da tanto tempo, questo quadrante è ben conosciuto anche alle forze dell'ordine, credo che bisogna agire con responsabilità e anche con una certa costanza, quindi quello di oggi è stato un blitz che segue quello della settimana scorsa e che precede altri interventi che verranno fatti. Ricordo anche che proprio oggi sono in azione delle altre rettate appunto nei quartieri periferici dove anche lì l'attenzione è molto alta. Ecco, qui abbiamo visto un giovane, tra l'altro un minorenne, fermato perché è trovato in possesso di stupefacente. Sì, purtroppo sì, il messaggio è chiaro, qui a Treviso non si può fare quello che si vuole, o si sta alle regole oppure non c'è spazio. Tra l'altro ci tengo a sottolineare che non è un'azione legata nei confronti degli immigrati, ma è un'azione legata contro il degrado e contro la criminalità, quindi indipendentemente da chi compie il reato noi andremo a punire. Qui vicino c'è Piazzetta Porta Altinia con i Giardinetti, dopo aver rasato il boschetto davanti alla Serena pensate di mettere le mani anche sul verde, diciamo così un po' strano, un po' troppo debordante, che può essere luogo di deposito per lo spaccio? No, l'obiettivo è quello di eliminare il degrado e lo spaccio, quindi le fioriere io vorrei riempirle di fiori e non di sostanze stupefacenti come quello che stiamo trovando in questi giorni. Se ci sono delle fioriere che sono particolarmente degradate, brutte e anche punto di interscambio di droga non mi farò problemi a toglierle, però l'obiettivo è quello di restituire queste zone della città ai cittadini per bene, alle famiglie, ai bambini e agli anziani. Ci può dire dove state operando in questo momento? Ovviamente no, vi abbiamo concesso appunto questo quadrante anche perché è importante che la gente sappia che ci stiamo muovendo, anche perché ci vedono le persone per bene, ci vedono anche i malintenzionati e quindi sono ben consapevoli che a Treviso la musica è cambiata e ci va bene. Altre azioni vengono fatte con riservatezza. Se ci sono domande da studio? No, grazie Lucio, ovviamente puoi richiederci la linea qualora tu avessi ulteriori aggiornamenti e continua a dirci insomma come sta andando questa operazione e se è possibile magari sapere anche in che zona stanno operando adesso i vigili. Quindi andiamo avanti adesso con il... Grazie, il prossimo collegamento al telegiornale di Treviso. Certo, grazie Lucio, grazie e buon lavoro.
Riforma della legittima difesa, il trevigiano Massimo Candura tra i senatori che in Commissione Giustizia hanno dato il via ai lavori nei giorni scorsi di esame dei disegni di legge presentati dai vari gruppi parlamentari. Sentiamo. Riforma della legittima difesa. In Commissione Giustizia al Senato l'esame dei disegni di legge è partito la scorsa settimana, determinati ad arrivare a una legge favorevole a chi si difenda in casa propria, come più volte ripetuto in campagna elettorale i parlamentari leghisti in Commissione, come il trevigiano Massimo Candura. L'obiettivo è quello di rendere possibile finalmente il diritto all'autotutela nella propria casa e nella propria attività, evitando che il cittadino che subisce l'onta dell'aggressione nel proprio domicilio debba anche subire il danno di un processo penale, talvolta delle conseguenze anche economiche gravose. Sul tavolo diverse ipotesi di riforma della normativa vigente. Adesso stiamo studiando diverse opzioni, da quella della non procedibilità dell'azione penale nei confronti di chi si è difeso in casa, a possibili aiuti dal punto di vista economico alla vittima dell'aggressione in casa, laddove poi la sentenza del giudice verifichi l'effettività della difesa legittima. Da rivedere, conclude il senatore leghista, anche la possibilità da parte dei malviventi che vengano feriti o dei familiari di quelli addirittura uccisi di chiedere un risarcimento dei danni. Io vi lancio una provocazione, se mi butto per la strada a piedi senza guardare e vengo investito, come minimo nel calcolo del risarcimento del danno verrà ipotizzato il concorso di colpa, perché io mi sono esposto. Di conseguenza una persona che entra in casa con la forza, con l'inganno, con cattive intenzioni perché vuole come minimo rubare qualcosa, ecco, si espone a un pericolo. Di conseguenza anche ai fini delle azioni risarcitorie successive dovrà essere tenuto conto nella riforma che chi entra in una casa è lui il violento, è lui quello che ha sbagliato. Non sbaglia chi difende se stesso e la propria famiglia. Ed ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria. Rieccoci nuovamente in studio, in carcere a Vicenza come all'inferno. La situazione è stata denunciata oggi dalla Polizia Penitenziaria e dai parlamentari della Lega Nord. Ci sono 102 celle che non vengono utilizzate. Le condizioni di vita di chi vive e lavora nel carcere San Pio X sono tra le peggiori del Veneto. Il paradosso è che il sistema a Vicenza era stato elogiato tra i tanti dopo l'inaugurazione del padiglione costato 10 milioni di euro 2 anni fa e che avrebbe dovuto ospitare 2 nuove sezioni. Soldi spesi, celle vuote perché i sistemi di automazione non funzionano. Le finestre sono state saldate male e sono pericolanti. Ci sono delle situazioni estremamente gravi, ad esempio dove c'è un quadro della corrente, c'è il climatizzatore che perde acqua e l'acqua vicino al quadro della corrente. Se succede un qualcosa in uno dei padiglioni, un agente deve fare 4 piani per andare in soccorso al collega o per qualsiasi altra esigenza, perché le automazioni delle porte non funzionano. Dopo il carcere di Montorio, dove si è consumato l'ultimo suicidio, i parlamentari del Carroccio del Veneto hanno fatto visita a Vicenza. A breve porteranno una relazione ai colleghi della Commissione Giustizia. Chi lavora in carcere denuncia una situazione disumana per le condizioni di sicurezza che non ci sono e gli orari di lavoro con straordinari di 2-3 ore ogni giorno. Noi realmente avremo bisogno di forza lavoro intendo poliziotti penitenziari che possono garantire quel minimo istituzionale previsto dalla Costituzione, il riposo, le ferie, cosa che oggi con molta fatica si riesce a garantire. La struttura ospita oggi 245 detenuti, la capienza sarebbe di almeno 286, ma 102 celle sono chiuse, facile fare la proporzione. La struttura è in regime aperto, i detenuti dalle 8 del mattino alle 20:30 di sera girano liberamente, ma gli agenti non hanno cellulari, non hanno armi, non hanno taser, solo citofoni, molti sono fuori uso e il loro stipendio è pari a quello di un impiegato. Le istituzioni vanno avanti grazie ai sacrifici del personale, La Basilica non so cosa sia, ma mi piace molto. Il campanile sembra la torre di Raperonzolo. Serena Williams, la tennista, affida a Instagram le sue impressioni di fronte alle meraviglie di Piazza San Marco e nella città delle polemiche si scatena il finimondo. So we're doing tourist things in Venice and
We're in a major tourist area. Piazza San Marco. Visita veneziana per la regina del tennis Serena Williams, entusiasta di Piazza San Marco, pur ammettendo candidamente ai suoi 9 milioni di followers di non avere idea di dove si trovi e di non aver mai sentito parlare di Basilica e Campanile. I'm not sure what that is, but it's beautiful. It's just amazingly pretty here. And look, that is Rapunzel's Tower. Quella deve essere la torre di Raperonzolo, scherza indicando il Paron de Casa, esternazione che ha immediatamente suscitato un dibattito tra il serio e il faceto su quanto i turisti che visitano la città ne comprendano e ne apprezzino davvero il valore artistico e culturale. A sparatratta a difendere la tennista si schiera Matteo Secchi di Venezia.com. È la stessa frase che mi ha detto mia figlia quando aveva 4 anni, che l'ho portata a San Marco, l'ha sicuramente paragonata alla torre di Rapunzel, ma sì. C'è una somiglianza effettiva? Secondo me sì. Le reazioni dei turisti americani a Venezia, fa notare Secchi, non sono poi molto diverse da quelle di noi veneziani quando andiamo in giro per il mondo. È che la frase l'ha detta lei. Io per esempio quando sono stato spesso a Venice Beach in California l'ho paragonata a Sant'Erasmo. È che lo dico io e non mi conosce nessuno, lo dice lei, fa il giro del mondo. Un problema culturale in fondo c'è, riconosce comunque il militante della storica associazione cittadina, ma la colpa non è forse solo delle tenniste. Non è una novità che moltissime persone nel mondo non sanno molto di Venezia, forse magari è anche colpa nostra che non sappiamo spiegare Venezia al mondo ed è questa la necessità di spiegarla Venezia a tutto il mondo. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito e buona serata. Ben ritrovati al meteo. Prevale il bel tempo sul Triveneto, ma vediamo il dettaglio di martedì 24 luglio. Sul Veneto ampio soleggiamento, sarà dunque una splendida giornata all'insegna del sole su tutti i settori. Al pomeriggio tuttavia non si escludono degli occasionali piovaschi sui monti del Bellunese, cielo al massimo poco nuvoloso altrove. Temperature minime tra 16 e 21 gradi, valori massimi compresi invece tra 28 e 33 gradi circa. Diamo uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Poche novità, situazione molto simile con qualche pioggia solamente al pomeriggio sui rilievi alpini. Ampio soleggiamento invece sui restanti settori con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Temperature minime tra 17 e 19 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 30 e 32 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, con tanto sole al mattino e solo con qualche isolato fenomeno al pomeriggio sui settori alpini di confine. Cielo sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque altrove. Temperature minime tra 15 e 17 gradi, valori massimi compresi invece tra 30 e 33 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.